La strada Mare Monti diventa realtà, ancora una volta il governo Musumeci trasforma le parole in fatti concreti. Così l'onorevole Savarino, al termine di una riunione che si è tenuta a Palazzo d'Orlean tra il presidente della regione, la presidente della quarta commissione e una delegazione di sindaci dell'area montana, Bivona, Lucca Sicula, Burgio, Alessandria della Rocca, Cianciano. Questo importante finanziamento serve a collegare l'area interna della nostra provincia alla zona costiera, oltre che a migliorare la qualità della vita dei residenti, avrà refluenze positive sul turismo. Ringrazio il Presidente Musumeci per la sua concretezza e per l'attenzione che presta alla nostra provincia. Il Sindaco di Bivona Cinà aggiunge: sono molto soddisfatto della sinergia che si è creata. A nome di tutti i sindaci dell'area montana ringrazio l'onorevole Savarino e il Presidente Musumeci. Oggi, assieme ai sindaci di Cianciana, Alessandria della Rocca, Burgio e Lucca Sicola, siamo stati ricevuti dal presidente della regione Musumeci e dall'onorevole Savarino, che ringrazio, per compiacerci della deliberazione della giunta regionale che stanzia 3 milioni di euro per la progettazione esecutiva della strada Mare Monti, una strada che è stata promessa a questo territorio da tantissimi anni e che era arrivata soltanto ad uno studio di fattibilità. Oggi invece con questa deliberazione si arriverà alla progettazione esecutiva e quindi si renderà cantierabile l'opera. Ed è un tassello importante per il nostro territorio, perché ci fa ben sperare anche per l'impegno del governo regionale nel finanziare il primo lotto della strada. Questo si aggiunge anche ai finanziamenti che ci sono stati in questi ultimi anni per la Bivona Palazzo Adriano per 2 milioni e mezzo di euro, che è già stata appaltata, per la Bivona Lucca Sicola che per uno stanziamento di 3 milioni di euro che andrà a gara d'appalto nel mese di agosto, e per la Bivona Borgo Bonsignore per la manutenzione straordinaria per la gara d'appalto che andrà a settembre a gara per 14 milioni di euro. Questi sono tutti finanziamenti che consentiranno di far uscire il nostro territorio dalla marginalità territoriale in cui vive, ed è frutto anche di un lavoro sinergico fatto dai sindaci, che devo dire in questi anni non ci siamo risparmiati nel cercare di perorare questa causa, per dare la possibilità ai nostri cittadini di avere le stesse possibilità di altri territori, per essere più vicini a quelle che sono le aziende ospedaliere e per dare l'opportunità alle attività produttive di avere tempi di percorrenza minori ed essere più competitive. Quindi ci riteniamo soddisfatti del lavoro che si sta facendo, anche perché la concretizzazione di questi lavori sarà, almeno in parte, sarà nell'immediato, quindi si darà l'opportunità immediatamente di poter beneficiare di questi finanziamenti.